nell'attesa che arrivi qualcun altro, che tutti si defilano qua dalla stampa, abbiamo ribeccato Lino, che mi sembra sia contento, l'ho visto arrivare bello sudato, quindi ci ha messo molto impegno. Adesso vediamo se è vero, se mi conferma. Sì, oggi mi sono impegnato moltissimo, ho appena ritirato il pacco gara, questa bella felpa. Sono stati 21 km molto faticosi, però... No, ma forse sei rimasto qualche chilometro indietro tu. Siamo a Palmanova qua. No, ma cosa è successo? Hai perso la memoria? Un vuoto di memoria? Un attimo sbagliato, è vero, giusto, siamo alla Tisana, un attimo di lapsus mentale. No, a parte scherzi adesso. No, la gara mi è piaciuta, ho avuto un ottimo risultato, sto vedendo dei miglioramenti sempre più ampi. Percorso bello, sì, innovativo anche rispetto agli altri anni, molto bello il tratto sull'argine, con un bel panorama. Ah, ecco perché allora tu ti sei fermato a guardare il panorama e non ci hai dato dentro. No, oggi sono andato dentro fino in fondo e sto vedendo i risultati. Diciamo che rispetto alle altre gare sono addirittura riuscito a migliorare di 100 posizioni, il che è un risultato molto buono per me, insomma, speriamo di continuare così. Bene, quindi adesso c'è un po' di tempo prima di Udine lì ancora a migliorare. Sì. Si può solo migliorare, dai. Si può solo migliorare, abbiamo circa un mese di tempo, anche se comunque Udine non è una delle mie tappe preferite. Speriamo insomma che il percorso, mi pare che lo cambino quest'anno, no? Forse, no, sì, adesso devo ancora fare la ricognizione per cui non so. Speriamo che ci siano meno di zag del solito da poter correre in maniera più lineare, insomma. Bene, soddisfatto quindi anche questa volta, speriamo di ritrovarlo sempre così pimpante, quindi ci rivediamo a Udine. Buoni allenamenti, ciao! Bene, eccoci qua, abbiamo ritrovato anche Anna che è venuta a trovarci per dirci com'è andata la corsa, mi pare che sei soddisfatta, ti vedo sorridente, il percorso ti è piaciuto? Raccontaci un po' com'è andata. È bello e soprattutto c'è un bellissimo passaggio vicino al fiume e quindi quello lì insomma è poi bello perché uno anche oltre a correre guarda un bel paesaggio, poi anche il clima oggi è veramente favorevole e così anche un po' ci si abbronza che non fa male. Perché... L'utile al dilettevole. Senti che ti dico, hai migliorato rispetto alle altre? Come hai guardato già le classifiche? Come sei? No, in realtà non ho ancora visto, ma penso però di essere migliorata perché avevo dietro un po' di persone di più del solito. Beh, vedi, allora hai fatto dei passi avanti, quindi contenta. Sì, perché poi adesso che insomma sono queste cose, sono gare agonistiche, mi guardo spesso indietro per controllare quante persone ci sono. Sì, quindi sì. Tutto a posto. Bene, adesso allora ti aspettiamo di nuovo a Udine, sarà un circuito, quindi un po' diverso, dovrebbe essere diverso anche il percorso, ancora non so niente, ma vi svelerò tutto, quindi preparati bene, ci rivediamo a Udine e buoni allenamenti. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, adesso abbiamo beccato qua anche un baldo giovane della Maratona Magnano, Roberto Midena, che ci dice un po' com'è andata la corsa. Ti è piaciuta? Fatica? Dici tutto, dai. Allora, diciamo che inizialmente il percorso è stato molto veloce, dei leggeri saliscendi, però ha creato molta velocità, ha dato molta velocità. E si è sviluppato molto bene, ci ha dato l'opportunità di mettere a frutto le nostre capacità, il tempo anche ha permesso di rendere al meglio, anche se c'era un po' di venticello che ci ha aiutato, perché sennò il caldo ci avrebbe veramente bloccato, diciamo. Sì, specialmente verso la fine, gli ultimi 2 chilometri sono stati un po' più duri perché abbiamo avuto difficoltà a riprendersi, a riprendere poi il ritmo finale. Poi comunque diciamo che la gara è andata molto bene e penso che tutti siano contenti. Anche il fatto del cambio del percorso rispetto all'anno scorso mi sembra che abbia un po' avvantaggiato gli atleti. Sì, è molto migliorato, l'anno scorso era un po' più noioso, quest'anno era un po' più vario, poi anche così quei gradini, un po' di... Ma così, l'ha reso più veloce, l'ha reso più veloce, più fluibile e alle nostre capacità, insomma.
E i compagni di squadra sono andati bene? In quanti eravate voi della squadra oggi? Una quindicina, sì, siamo andati abbastanza bene, specialmente le nostre ragazze stanno facendo bene ultimamente e spero che vadano avanti così. Avete una buona squadra qui? Sì, diciamo una buona squadra, non di altissimo livello, però insomma siamo abbastanza compatti. Bene, adesso la prossima Udine, quindi ci rivediamo là, c'è un po' di tempo per rifinire gli allenamenti. Io personalmente avrò Padova domenica prossima e poi Trieste l'8, quindi abbiamo dei lunghi per intramezzo fra le cose veloci. Sì, sì. Quindi impegno diciamo di allenarsi un po' sulla lunga. Esatto, infatti adesso abbiamo ripreso di nuovo il percorso e ci siamo resi conto che effettivamente è bello, veloce e piacevole. Bene, sono contenta quindi che anche al nostro amico qua della Maratona Magnano è piaciuto il percorso, tutto è andato bene, quindi ci rivediamo a Udine, in bocca al lupo per le maratonine prossime e ci rivediamo, speriamo, a Udine con tutta la squadra. Va bene, vi ringrazio anche a voi, saluto a tutti. Ciao, grazie. Bene, adesso siamo qua con Raffaele Nardini dell'Atletica Dolce Nord-Est, che è bello, raggiante, sorridente, quindi adesso ci dirà, io suppongo che ha fatto una bella prova. Certamente, sì, sono felice perché oltre ad aver fatto una bella prova, aver corso bene, buon ritmo e costante per tutta la gara, sono anche arrivato primo di categoria. E questo è anche merito, diciamo, del mio compagno di squadra Stefano Pressutti, che oggi era assente e quindi un po' mi ha spianato la strada e io non mi sono fatto perdere l'occasione di portare a casa il primo posto di categoria. Bene, ma nella squadra comunque in complesso com'è andata? Bene? Sì, molto bene. E il mio mister Stefano Chiabai è arrivato nei 10 esattamente, lo vedevo per tutta la gara, non era molto distante, poi l'ultimo chilometro ha un po' aumentato e comunque sì, bene, anche Matteo Messere, Christian Makoridge hanno fatto una buona prova. Siete una bella squadra e soprattutto avete un grande allenatore che vi sprona. Bisogna dirlo ad esempio per tutti quanti perché è veramente un grande sportivo, quindi soddisfatta tutta la squadra. E tu sei di che categoria sei? TM, sì, sei un baldo giovane, quindi qua dai fumo a molti. Bene, quindi soddisfatti, adesso il percorso ti è piaciuto? Assolutamente, sì, correre sull'argine è stato un bel correre, insomma, c'era la strada di ghiaia, però siamo riusciti a correre sull'argine destro, quindi era abbastanza scorrevole e insomma è andata bene. Anche abbastanza veloce mi sembra. Sì, veloce. La parte sterrata forse dove lì un po' si rallentava, no? Ripeto, noi diciamo il primo gruppo riusciva a correre sulla parte destra dello sterrato dove non c'era ghiaia, ecco. Molti hanno fatto così, quindi vi siete organizzati. Bene, allora adesso ti vedremo in premiazione, speriamo anche a Udine di tornarti a vedere e che lì sarà molto più affollata la corsa. Comunque insomma intanto ancora complimenti a tutta la squadra. E ci rivediamo alle prossime, se vuoi venire a raccontarci, anche i vostri compagni di squadra, venite a raccontarci com'è andata. In gruppo, tutti insieme. Perfetto, vi aspettiamo allora, complimenti, alla prossima, ciao. Bene, siamo qua con la prima donna della classifica, Alessandra Lena, quindi adesso ci racconterà la sua gara. Mi pare che è andata bene, hai fatto un'ottima prestazione, il percorso ti è piaciuto, raccontaci un po' com'è andata, dai. No, bene, la gara è andata bene e ho ripetuto la vittoria dell'anno scorso, che sempre qui ho vinto, e il percorso è bello perché anche intorno all'argine molto panoramico. Il caldo si è sentito comunque bene perché comincia a farsi forte questo sole, quindi ci abbronziamo anche. Vedi, noi donne pensiamo sempre anche, no? all'utilità di far fatica. Mi pare che anche la squadra però sia andata bene nel complesso, no? Avete fatto come sempre un'ottima prestazione, sì, siete una bella squadra, quindi un bel gruppo, quindi siete soddisfatti. Adesso prossimo a Udine tu ci sarai?
Sì, certamente, tutti gli impegni che posso fare ci sarò sicuramente. Quindi ti rivedremo anche lì. La Tisana ti porta bene, insomma, sei affezionata al podio, quindi... no? Non c'è 2 Già si prenota per il prossimo anno, prendiamo nota e veniamo qua a vedere se mantieni le promesse. Perfetto. Grazie, ancora complimenti. Grazie. Ecco, siamo qua con Angelo Scubla, sempre dell'Atletica Buia, che anche oggi, come ci hanno detto prima, è andata bene, come sempre la squadra insomma, ha fatto un'ottima prestazione, tu hai corso, adesso dici anche tu com'è andata la tua corsa. Abbastanza bene, sono contento, credevo di fermarmi con questo caldo, ho appena ripreso, sono contento. Non è che volevi deviare, andare subito a Lignano e prendere un'altra strada? Infatti la moglie ha detto andiamo a Lignano che è meglio, facciamo più bella figura. Beh, comunque insomma mi pare il percorso è stato bello, no? Bello veloce, sì, bello. Caldo non vi ha più di tanto, no? Era un po' ventilato, è andata bene. Sì, era ventilato, si andava via bene. Anche oggi sei sempre bene il podio, sempre tutto dell'Atletica Buia, no? Avete fatto... Siamo contenti, infatti io e il Presidente abbiamo parlato prima, abbiamo visto, insomma, mi sembra che abbiamo 3 o 4 donne nelle prime, Sì. Primo, secondo, terzo e quarto e sesto negli uomini, meglio di così. Sì. Ormai siete scatenati come sempre, ho già detto, avete veramente una bella squadra, insomma, hai fatto onore alla Coppa Friuli. Sì, quello sì, è un lavoro che abbiamo cominciato anni fa e adesso sta dando i suoi frutti. Abbiamo delle punte e stiamo andando bene. Bene, adesso quindi ci rivedremo a Udine, lì vedremo un po' se ci sarà rivincita, se il podio cambierà un po' le posizioni o se resteranno sempre quelle. Comunque insomma penso che anche là ci sarà battaglia. Sì, abbiamo fatto un percorso veloce, sono 3 giri da 3 km e 2, si gira tutte per le vie principali del centro di Udine. Speriamo che venga tanta gente, insomma, insieme con la Gazzetta RAN noi puntiamo a avere più di 1000 persone. Speriamo. Sarà allora un bel gruppone, insomma, saremo in tanti, quindi sicuramente ci daremo battaglia. Bene, ringraziamo anche il nostro amico qua dell'Atletica Buia e lo rivedremo alle prossime. Grazie. Bene, amici podisti, abbiamo archiviato anche questa quarta tappa di Coppa Friuli, è stata una bellissima giornata, anche la corsa è stata molto bella, percorso molto veloce, quindi tutti ho visto erano soddisfatti, anche il livello tecnico come al solito è stato elevato, ormai non serve neanche che vi riassuma il podio maschile, già insomma sono sempre i 3 nostri grandi amici dell'Atletica Buia che insomma hanno fatto man bassa anche questa volta. È stata una bella gara, ho visto tanti quelli che sono passati, insomma ci hanno raccontato delle buone impressioni, commenti positivi sul percorso, è piaciuto direi a tutti, quindi soddisfazione insomma per l'Athletic Club Apicilia che ha fatto un ottimo lavoro e possono star soddisfatti anche insomma per gli anni futuri. Ringrazio tutti quelli che sono passati e ringrazio anche quelli che non sono passati ma non si sono divertiti, peccato per loro, li aspetto comunque nel dopocorsa di Udine, adesso avremo un mese per rifinire bene l'allenamento, quindi ci ritroviamo sabato, ricordate si correrà in pomeridiana, tardo pomeriggio, sabato 14 maggio, appuntamento a Udine, in concomitanza con la Coppa Friuli, come mai sapete correremo anche la Gazzetta RAN, e vi anticipo già che ci saranno novità anche su quel percorso lì, quindi sarà nuovo anche questo di Udine. L'Atletica Buia organizzerà questa tappa, quindi aspetto in massa lo squadrone dell'Atletica Buia per i commenti, anche quelli che non sono venuti oggi, insomma spero passeranno. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero vi siate divertiti, buoni allenamenti e ci vediamo il 14 maggio a Udine. Grazie, ciao.